quando andate dal fornaio e vedete quelle belle pizzette calde calde, appena sfornate, vi piacciono? Questo è l'impasto perfetto per la pizza in teglia, bella profumata e croccante. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. La pizza in teglia ci occorrerà 400 ml di acqua tiepida, 10 g di lievito che lo sbriciolate nell'acqua, 10 g di zucchero e adesso mescolate tutte cose insieme. Vi serviranno 400 g di farina zero e 200 g di semola rimacinata e adesso mischiate le due farine insieme. Ecco qua, e adesso iniziamo a versare l'acqua con il lievito che avevamo preparato prima. Ecco qua. E l'olio, 20 g di olio extravergine. L'impasto inizia a prendere questa forma così, aggiungete 10 g di sale fino e continuate a impastare. Adesso togliete l'impasto dalla ciotola e lo iniziate a lavorare a mano finché non si forma una bella pallucella. Ecco qua, voi lavoratelo bene, vedete? Così, deve essere bello elastico. Guardate, sembra pronto ma non è pronto, lo dobbiamo continuare a lavorare almeno per una decina di minuti. Facci da palestra. Ecco qua, vedete, la pallucella è pronta, io la metto in un contenitore, un fil rouge, la prendo sana sana, la vedete? Ecco qua, e la butto qua dentro. Adesso ci faccio una bella croce sopra. Ecco qua, ci metto un filino d'olio. Quando l'impasto è raddoppiato di volume siamo quasi pronti per fare la nostra pizza, perché quando sarà raddoppiato di volume voi lo prendete, lo mettete in una bella teglia, lo lasciate lì riposare almeno un'altra mezz'oretta, poi con le dita sfacite il buchetto e la condite come volete voi, margherita o marinara. Un bacio e buona giornata a tutti quanti.